Grazie per la linea Giorgio, un saluto a voi in studio. Naturalmente qui accanto a me al Minuto Politico non poteva mancare l'assessore Ciano Contin, leader del movimento politico che ormai conosciamo. Molto buio, Femo Ciaro. Ciao a tutte le persone che ci ascoltano da casa. Sì, allora, assessore, ormai abbiamo passato un po' il veto che c'era sulle elezioni europee per cui non si poteva parlare di politica. Oggi finalmente possiamo tornare a parlare di politica. Liberi tutti. Ma è una curiosità rispetto appunto alle elezioni europee, come sono andate per il vostro partito politico? Strepitosamente bene, vede? Strepiso? Vabbè, adesso non riesco neanche. Non viene neanche lei, no, parola perché molto lei difficile. mi mangia, vabbè. Vede, siamo rimasti putrefatti dal risultato che abbiamo ottenuto. 100% in più rispetto alle europee precedenti abbiamo acciappato. Io mi auguro che queste sue apparizioni qui da me le abbiano portato appunto questo risultato, perché il doppio addirittura è un grande risultato. Ho ancora da capire chi è il secondo che mi ha votato oltre a me stesso. Questo resta un mistero. Se ci stai ascoltando andiamo a bere una roba, ti fa piacere. Cioè, no? Come scusi, il secondo vuol dire che lei ha preso solo due voti? Due voti. Ma due voti sono pochissimi. Ma sì, non cognac ha fatto campagna elettorale, non che ho voglia mi sono uno che piace stare comodo in comune, andare avanti e a Bruxelles mi annoiavo. Con tutte le carte che abbiamo cause e avvocati, mi stavo a sentare in ufficio, stavo bene. Come diceva Toro seduto. Toro seduto, presente. No, non credo dicesse così. Comunque, assessore, lei doveva fare le elezioni apposta perché poteva essere un'opportunità andare a Bruxelles, far sentire la vostra voce. Poi, se lei è impegnato con queste carte... Cause e avvocati. Rogne, mucho rogne. Ma tipo? Col don della parrocchia. Cioè, scusi, in causa col don della parrocchia. Ci ha accusati, va bene, di cavargli la corrente dalla canonica per andare a alimentare il campo da calcio. Dai. E mi auguro che non sia vero, no? Stiamo non è scherzando? Vero. No, Guardi, io qui lo voglio dichiarare, no, mai. E ripeto, mai. Certo. Autorizzato Daniele, l'elettricista del comune, a tirare a prolunga, quella rossa, sede Giamper presente, da il spogliatoio dei maschi sotto sulla sinistra che è il bagnetto, finalmente alla canonica dietro dove chi tacca la friggitrice per sagra, presente? Ecco, mai, ripeto, mai autorizzato Daniele l'anno scorso a luglio a tirare la esatto. Cioè io penso che tutti questi particolari, insomma, le diano ragione, se la conoscete bene. Però, vabbè, insomma, è in causa e mi dispiace che sia così. Insomma, dopo abbiamo anche un'altra mezza causa. Sì, un altro piccolo problemino, insomma, che abbiamo nel nostro comune. E purtroppo... Avete bruciato? Lei lo sa, è successo che nelle precedenti elezioni qualcuno un fantomatico, perché mi è giunta voce che c'è questa cosa, però io spero che non sia vero, no? Un fantomatico figuro con le mie sembianze è stato avvistato la notte precedente le elezioni a brusare i manifesti elettorali dei miei avversari politici. Esatto, questa è una voce che girava anche qui in studio e io sono certo, perché la conosco e qualche dubbio l'avevo, però insomma io sono certo della sua buona fede, non è stato lei. Non so mica quello del video, non so quale video, scusi, quale video? Dite guardi su YouTube, assessore brucia manifesti elettorali dei suoi avversari e se un figuro che vagamente mi somiglia, ma che fatalità brucia i cartelloni dei miei avversari. Ma che fatalità, per piacere, guardi, scusi, è una questione anche io adesso sto ridendo perché mi fa sorridere. Bisogna parlare col mio avvocato per capire se ero mio. No, però io rido per non piangere, perché lei in questo modo veramente, insomma, si dipinge come non dovrebbe essere. Oltretutto, questo video per me non va assolutamente bene. Ma neanche per me, pensavo che facesse più visualizzazioni, no? Sarà fare ridere, metterà mi piace, invece niente, dai. Bisogna avere poca più ironia, no, sulle cose. Ironia, cosa c'entra l'ironia, assessore? C'entra l'ironia, perché adesso noi siamo sommersi da carte, da rogne con avvocati, cosa fai? O ti tiri la vanga sui piedi, oppure accetti e prendi con ironia quello che... Ma come fa a prendere con ironia? In che modo, scusi? Tipo, se avete contro una barzelletta sugli avvocati, ascoltami. Senti che hai bisogno di un bravo avvocato dove andare in cerca? No. Sui colli? Perché avvocati? Via. Avvocati, no. Voglio sui colli. Avvocati. Seria avvocati. Senz'altro.